Tra Ville e Giardini, 25 anni dopo, possiamo dire che è ancora un'eccellenza del nostro territorio? Lo è assolutamente e anzi è un'eccellenza che identifica il nostro territorio perché da 25 anni, diciamocelo, ce l'ha solo il Polesine, quindi sono delle vere e proprie nozze d'argento tra il Polesine e questa rassegna che ogni anno raccoglie veramente un numero incredibile di presenze, segno che il Polesine ci tiene e segno che il Polesine ha deciso di investire sulla cultura. La regione non poteva esimersi dal dare il proprio contributo, quest'anno sono 20.000 gli euro che attraverso il fondo Rete 20 abbiamo messo a disposizione e credo sia doveroso farlo. Tra Ville e Giardini quest'anno una rassegna ancora più grande. Qual è la mission della provincia a livello culturale e sul territorio? La mission della provincia è quella di portare lo spettacolo di livello in tutti i comuni della provincia, o perlomeno insomma in quasi tutti perché siamo 50 e gli spettacoli sono 17, che sono 2 spettacoli in più degli anni scorsi, appunto perché abbiamo voluto omaggiare per questo 25esimo anniversario, omaggiare il nostro Polesine offrendo ben altri 2 spettacoli in più che sono in ambientazioni un po' particolari, una tra l'altro sarà il Giardino del Movig di Canaro. 25 anni di storia, di cultura e di territorio. Si è partiti insomma in piccolo per arrivare quest'anno veramente in grande. In sintesi, insomma, quali saranno i nomi di quest'anno che potremo trovare in rassegna? Beh sì, 25 anni sono veramente un giro di boa per una manifestazione che si è fortemente radicata sul nostro territorio. Siamo partiti 25 anni fa con 5 appuntamenti e adesso siamo a 17 appuntamenti. Abbiamo recuperato veramente dopo la pandemia un po' quello che era stato il momento di crisi dove aveva sofferto tutto il comparto dello spettacolo dal vivo e insomma già l'anno scorso abbiamo visto che i numeri sono ritornati quelli delle precedenti edizioni. Mi auguro che anche quest'anno il pubblico ci possa seguire come ci ha seguito in tutti questi anni. Io direi che ogni appuntamento merita veramente un viaggio e arrivare a Tra Ville e Giardini per la location, per il posto che ci ospita, per la possibilità poi dopo di poter vedere le bellezze a volte naturalistiche, paesaggistiche oppure architettoniche che ospitano l'evento e per conoscere anche le storie dei nostri grandi interpreti che anche quest'anno ci faranno veramente emozionare.